diverse generazioni sono di scena oggi al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare. In contemporanea con centinaia di città in tutto il mondo si svolge infatti il Trieste Mini Maker Fair, rassegna di progetti che spaziano dalla sostenibilità energetica ai software fino ai droni. Ce ne parla Eva Ciuc. Curiosità, creatività, innovazione, sono questi gli elementi che caratterizzano il maker, l'inventore che, mosso dalla passione per le nuove tecnologie, cerca strade, anzi scorciatoie, per rendere la vita di tutti i giorni più pratica e più tecnologica. Perché grazie alla divulgazione della scienza applicata e soprattutto grazie ai software liberi, droni, robot, le stampanti 3D e le tecnologie digitali non saranno più materia per pochi, ma accessibili a tutti. Uno dei protagonisti della Mini Maker Fair è Arduino, ma cosa possiamo fare con Arduino? Beh, Arduino è un microcontrollore open source. Arduino, la compagnia ci fornisce un tool per programmare questo microcontrollore e quindi adattare il comportamento della scheda alle nostre applicazioni. Per esempio, se vogliamo controllare qualche elettrodomestico a casa, possiamo programmare la scheda e lui può aprire e chiudere le luci in base a un orario prestabilito, qualche comando. Nuove tecnologie dunque, ma anche un salto nel passato, perché forse pochi sanno che è stata proprio l'Olivetti a lanciare nel 65 il primo PC. È una macchina che sta sulla scrivania, che può essere programmata da chiunque perché è un linguaggio molto facile e una volta debuggato il programma può essere trasferito su un supporto magnetico discreto, che è la cartolina, che è di fatto quello che poi si è trasformato nel floppy disk di varie dimensioni fino a diventare la chiavetta e la cloud, diciamo, di oggi. La novità di quest'anno, un percorso formativo per i maker in collaborazione con Area Science Park per lo sviluppo di un'idea di impresa e la creazione di una start-up.